Pronto? Oh, pronto? Buongiorno. Sergio? Sì? Oh, finalmente ti trovo, Sergio. Sono contento, guarda, avevo paura non ci fossi. Senti, come stai? Chi è che parla? Sono io, ti riconosci? Mi conosci? Mi ricordi No. di me? No? Chi è? Giovanni! Giovanni. Giovanni, è tanti anni, tanti anni ormai, Sergio. Ma Giovanni di chi? Come di chi? Di mia mamma e di mio babbo. Che buffo tu sei sempre sta congando. Senti, Sergio, tutto bene? Ma chi è lei? Io voglio sapere chi è. Ho capitato è lei ora. Giovanni Lucherini, no? Giovanni Lucherini. Sono Giovanni Lucherini. Non so, non mi rendo conto. Tanti anni fa ormai, io ti ho telefonato perché ho rintracciato questo numero dopo tanti anni, perché te mi hai fatto all'epoca, tanti anni fa, un grosso favore, e Cosa? magari non te ne ricordi nemmeno. Te mi hai dato un buon consiglio una volta. Forse non te ne ricordi perché sai, la vita poi ci porta lontano, ci porta a conoscere tanta gente e via. Una volta mi hai dato un buon consiglio e io ho fatto di tutto per ritrovarti, rintracciarti perché ti voglio essere grato per quel consiglio che mi hai dato e insomma voglio farti un bel regalo perché ora le cose mi vanno molto bene, forse anche grazie a questo consiglio che mi ha cambiato la vita, capito? Che consiglio? Era una cosa che riguardava una donna. Insomma, praticamente io frequentavo una donna che mi ero preso proprio una sbandata, insomma. E allora te mi dicesti, mi ricordo come se fosse ora, guarda Sergio, come se fosse ora, Sì. mi dicesti lasciala perdere, perché guarda, quella lì non vale la pena. Cioè, guarda, io lì per lì dissi, ma come lasciala perdere? Forse questo se ne vuole approfittare, la vuole prendere lui. E invece no, guarda, mi hai dato un consiglio così buono che io, per la verità, io... ma dove ci stiamo incontrati? Perché io non mi rendo conto chi sei, ma guarda, questo mi dispiace un po' perché io ti ricordo benissimo. Sarà perché io ho sempre pensato a te come un vero amico che mi ha dato Sì, però questo consiglio. dove sei nato? Io sono, vabbè, io come nascita e poi sono anche tornato, sono nato a Firenze come nascita, no? Sì. Però noi siamo stati anche a scuola insieme, se ti ricordi, alle elementari, noi siamo stati a scuola insieme perché poi io sono tornato a Firenze, io sto telefonandoti proprio da Firenze. Ecco, e il fatto è questo, che io ti conosco da bambino praticamente e poi siamo un po' cresciuti insieme, ci siamo visti, ci siamo persi, ci siamo rivisti, però una volta, ecco, tu mi dessi questo consiglio veramente giusto, che mi ha cambiato la vita. Infatti io poi ho saputo che questa donna veramente non valeva la pena e io ho trovato la donna giusta, ho poi cominciato un buon lavoro eccetera e ora mi trovo nella condizione di star bene, di non avere più problemi economici né nulla. Ho Questo detto, è importante allora. Questo io non mi rendo conto chi sei, però questo è importante. ma è importante perché io non mi sono mai dimenticato di te, però capisco che te magari per un consiglio così te lo puoi dimenticare, invece io voglio dire, una cosa che mi ha influito nella vita non la posso dimenticare. Allora, guarda che se è morto uno se ne fa un altro, no? Allora una persona che è morta, allora quella lì non si può dimenticare. No. Però mentre quella donna che lei ti ha deluso, a quel punto lì o lei è una stronza o si crede di essere, allora a quel punto lì che ne fai? Ma infatti, ma io per questo No, è giusto? Io in quell'epoca non vedevo più un là del mio naso, non capivo più niente perché sai come uno prende un'infatuazione, ci voleva un amico dall'esterno che mi aprisse gli occhi. E questo sei stato te. Allora, io vedi che ora mi dici anche, mi ripeti quasi le stesse cose di allora, perché più o meno il discorso era quello. Alle fontacce. Ora sai, mi è passato tanto tempo, alle fontacce, esatto. Ma che sei, Grifoni? La mia mamma si chiamava così. Grifoni era? Sì. Ti ricordi ora? Ma allora lavori all'ospedale te? Beh, lavoravo. Ora ho trovato un giro molto, molto più importante. No. Un giro di tangenti, no, ho trovato un giro più importante ora, guarda, ti volevo dire, io ho intrapreso un lavoro che mi ha dato tanta soddisfazione e anche tanti soldi, ecco, ora che lavori? Dunque, io faccio, diciamo, pubbliche relazioni.
faccio pubbliche relazioni per delle grosse ditte, imprenditori, eccetera, eccetera. E ho fatto diversi soldi. Ecco perché, no, io voglio arrivare al punto, no? Perché ti ho telefonato. Perché io, intanto per risentirti, perché fa sempre piacere, ma soprattutto perché io ti voglio ricompensare di questo favore che tu mi hai fatto. No, quello non è stato niente. Piacere che sei rimasto contento, è finita qui. No, per me non finisce qui, finisse così. No, io voglio, la mia coscienza mi dice che non è finta perché io ti devo qualcosa. E qualcosa te lo devo. No, questo non è perché un se io ora ho questo lavoro, eccetera, e anche perché non mi sono messo con quella donna che mi avrebbe portato alla catastrofe. Allora, senti, io ho pensato di farti un regalo. Non mi dire di no perché tanto, senti, io capisco che le cose fanno, cioè, una cosa così fa piacere a tutti. 50 milioni. Io te li offro, guarda, con il cuore. No, noi ci vediamo, stiamo a mangiare insieme e io ti faccio un assegnino. No, guarda, io il tempura non ne ho punto, e fatto che so proprio ora messo. E che vuol dire? Ti ringrazio, però io non l'accetto, sono contento di quello che hai fatto. Delle questo che mi dici? È questo che ti dico, scusa, ma come? No, guarda, io me ne offendo. Va bene, Sergio, guarda, io ascoltimi. Ti ringrazio, ti trovi bene ed è finito qui il discorso. Vabbè, io immagino tu starai bene anche te, non hai bisogno. Sì, certo, non voglio mica dire che tu abbia bisogno, perché non voglio farti l'elemosina, Magari 50 milioni non sono l'elemosina, sono un bel regalo. No, ma io guarda, ti dico che Elli pure ti sei contento e è finito il discorso. Ma senti, forse ti sei offeso? No, non mi sono offeso. Se ti sei offeso, scusami, perché io non volevo mica offenderti, Ho piacere anzi. Ho piacere di averti risentito. Ecco, vedi che comincia a ricordare. Anche se non mi rendo conto chi sei, per dire, però fate questo. Con questo ti trovi bene, sì, sono contento. Ma grazie anche a te. Mi trovo bene, capito? Sì, però il discorso l'hai finito e a posto. Senti una cosa, posso allora invece dei soldi posso farti lo stesso regalo che non siano soldi? No, guarda, non accetterei i regali, guarda, ti dico la verità. Ma guarda, una cosa così, una cosa che non è proprio un regalo. No, Sergio, ascolta, io conosco delle ragazze molto belle, simpatiche e disponibili, anche nel mio giro ci sono anche queste ragazze. Te ne posso far conoscere qualcuna, ecco, diciamo una cosa molto Senti, guarda, non riservata, Sì, giustamente t'ha ragione, però io ora ti ringrazio, basta. Basta così? Basta così. Mi lasci così, Sergio? No, non è che ti lascio così. Ti ringrazio del pensiero, se è vero questo che mi dici. È vero. È finito lì il discorso. Io sono contento, se la parola è verità te l'ho detta, e sono contento così per te, e sono contenta anch'io allora. Ma proprio niente? No, io non... Sono contento che te se questo... Guarda, Sergio, c'ho una cinesina che fa dei lavoretti eccezionali. Sì, ma ci penso, senz'altro. Ci pensi? Ci credo. Cioè, no, ci credi, voglio dire, ma te sei sposato regolarmente? Sì, ma penso che tu sia ancora valido sotto quell'aspetto. Senti, mi puoi lasciare il tuo numero, ti posso dire se per dire, no, mi capita qualche cosa te lo posso mandare, pure era ancora di trovarti. Cosa? Cosa dovresti mandarmi? Per dire, se hai una cinesina, c'hai qualcosa, io ti posso mandare anche qualche cliente. Ah no, ma io non faccio mica quel lavoro lì, sai? Capito? Cioè, non faccio quel lavoro lì che tu hai pensato, no? Ho delle amiche che mi servono per pubbliche relazioni, sai, le mando a far compagnia a certe persone, ma non è prostituzione, intendiamoci. Ho delle amiche pulite, ragazze, io dico, se tu insomma sei portato magari un po' ad avere una donna magari un po' diversa, ho delle mulatte che sono la fine del mondo, veramente delle ragazze splendide. Se io dico, guarda, c'è questo amico Sergio, non c'è problema, ci vai a letto tranquillo, tranquillo. Sì, ma guarda, ce n'ho anche troppi. Ah, ce n'hai? Ce n'ho anche troppi. Ah sì, c'è anche l'amante allora. Insomma, ti dai da fare. A parte sei sempre stato te, io mi ricordo sempre stato un gallettino, Va bene, senti, io ti lascio. Mi lasci? Guarda Sergio, allora io ti ringrazio sempre tanto dal profondo del cuore. Prima o poi ti mando due o tre ragazze, o una, o due, tre, quante ne vuoi? Io se vedi, vengono sono sufficienti quelle che ho, guarda. Sei sicuro? Senz'altro. Guarda, siccome ne ho una qui vicino, io vorrei farti parlare un attimino con lei. Se me la passi la saluto. Ecco, d'accordo. Cinciulli, vieni. Chi è questo? È un amico, si chiama Sergio
Parlaci. Sergio, questa è una cinesina deliziosa, sì. Si chiama Cinciulli. Pronto? Pronto? Sì, sono Cinciulli. Ah, buongiorno. Sergio? Buongiorno. Amico Sergio, amico di Giovanni? Sì, sì. Ah, sì. Io piacere molto Sergio. Io sono di Nanchino. Sì? Sì. Senti, come sei? Sei grande, piccolo? Come? Sei alto, basso, piccolo, grande? Sono alto. Alto? Sì? Ah, bene, mi piace. Io molto basso, piccina, piccolina. Però molto, come dire voi, maneggevole. Ecco, io molto maneggevole. Mi piace uomo alto. Molto carina? Molto carina, sì, se ti piace una ragazza cinese? Come? Tu piace la ragazza cinese? Sì, ma io per il momento non accetto a nessuno. Sì, però io sento tua voce molto maschia. Perché? Perché hai voce molto mascolina, mi piace, mi rimescola tutto in budellina. Sì? Sì, perché io sento qualche cosa qui nella pancina. Sì? Sì, io vorrei conoscerti. Sei calda? Molto, Eh? molto. Sai soddisfare? Io tanto. Quante volte al giorno? Quanto tu leggi? Quanto tu ne leggi al giorno? Quanto tu Sì. fai? Come? Anche 4. 4? Sì? Io anche 5, 6, per me non problema. Ma io sono schiava di uomo. Cioè uomo dice io faccio. Io faccio, uomo dice fai questo, io faccio. Perché io sono molto, orientale, con usanze orientali. Per me uomo è mio padrone. Fai tutti i lavori? Tutti i lavori possibili e immaginabili. Sì? Sì. Senti, mi puoi lasciare il numero di telefono? Ti interessa? Sì? Ti interessa, eh? Se vuoi, io ti passo Giovanni. No, io lo voglio da te. Vuoi il mio numero da me? Il mio numero personale? Sì? Ma senti, io sto a Firenze. Tu vieni spesso a Firenze? Sì? Sì, puoi venire? Sì? Ah, bene. Ma se Giovanni mi... No. No, Giovanni no? Passamelo te il numero. Ti passo il numero? Allora, il numero tu scrivi? Sì? Scrivi bene? Allora il numero è 69 Allora, 6, 69 9, 23 2, 3, 69 6, 9. 3 Allora, 3 come? 3 Allora, 6, 9, 2, 3, 6, 9. 69 3. 3? Allora, ripeti con me. 6 9 Sì? 2 3 Sì? 6 9 Sì? 3. 3. Ecco, questo è il mio numero di telefono. Di casa? Casa mia. Tu cerca di Cinciulli. Sei sola? Io vivo con altre amiche, ma se tu chiedi di Cinciulli e tu chiedi di me, io vengo se... Quanti anni? Sì? Ah, io ho 22 anni. Allora sei proprio calda. Non so, uomini mi dicono che calda tanto. Io calda tanto, mi dicono uomini, ma io non credere, io no puttana. No. Io no puttana, Non ti ho detto questo, No, ecco perché tu non voglio che tu pensa male. No, ma io non ti ho detto questo, Io sono donna libera, faccio il mio lavoro, infatti con Giovanni lui mi trova degli amici così, anche persone danalose, però io vado volentieri solamente con uomini che scelgo io. Sì? Perché non sono prostituta, io per esempio con te io sento voce bella, splendida, un uomo alto, grande maschio e poi grande chiavatore perché tu hai detto 4 al giorno. Sì? Così? Ah, bello. Guarda, io amo molto uomo che mi schianta. Sì? Sì, più mi schianta più mi piace. Sì? Sì. Che provi emozioni quando l'hai sopra? Io provo emozione sempre, perché per me uomo è tutto.
io sto sopra, io sto sotto, io sto dove vuole uomo. Sì. Io provo tanta emozione, tanta di quell'emozione che, specialmente con uomini occidentali, perché a me cinese non piace. Sì? No, non piace cinese, perché i cinesi hanno piccino. Sì? Sì, cinesi hanno piccino, piccino. Invece io ho trovato qui in Italia tanti bei maschioni che hanno tanto lungo. Lo sai? Me l'hai fatto bella rizzare. Oh, Sergio, davvero? Sì? Oh, guarda, io sono tanto contenta. Senti, stai al telefono, mi faccio una sega. No, Sergio, ti prego, no, queste cose io no, io non faccio, io voglio farle di persona, dai. Sì, ma tu mi ci stai? Sergio, sei maiale, Sì, ci sei sta. maiale, Ma maiale. ci stai? Ci stai? Al telefono no. Stai. Telefono no, di Sì. persona. Tu mi chiami e di persona facciamo tutto ciò che vuoi. No, Sergio, fermo, no, Sergio, non fale, io li attaccare, Sì, prova. No, li attacco, Sergio. Sì? Sergio, bene. Sergio, Ciao. hai fatto? No. Ah, meno male, perché io non voglio che tu sprechi le tue energie. No, ma non ho sciupata, non c'ho il tempo, Bravo. Allora, tu mi chiami? Sì, ti chiamo. Va bene, poi mi chiami. Ciao, ciao. Ciao. Ti ciao. passo Giovanni? No, non importa. Ah, non ti interessa No. Giovanni? No. Ho capito. Ciao. Ciao maialone. Ciao. Ciao. Madonna ragazzi, ma sentite che roba, questa meglio di Gioia la Troia, Cinciun lì, ti rendi conto?